Visita stamani ad Agrigento del presidente della regione Nello Musumeci, presso alcuni uffici agrigentini, tra questo il primo il Genio Civile di Agrigento. Il Presidente ha voluto salutare e incontrare i dipendenti dell'ufficio, accompagnato dall'onorevole Giussi Savarino, Presidente della Commissione Ambiente, e dal dirigente generale dell'assessorato, dottor Elizio. Ad accogliere Musumeci l'ingegnere capo dell'ufficio, architetto Rino Lamendola, che ha fatto anche un excursus del lavoro svolto, in particolare sugli ipogei e sulle emergenze territoriali che sono costretti ad affrontare quotidianamente, dovute anche al maltempo dell'ultimo periodo. È una giornata tutta agrigentina, partendo dal capoluogo, è una visita naturalmente non ufficiale, incontro il personale dell'amministrazione regionale, cominciando dal Genio Civile, poi altri uffici, parliamo delle cose da fare, evidenziamo le carenze, esaltiamo le potenzialità, le cose positive. Farò una visita al carcere del quale, come sapete, mi sono e mi sto occupando presso il Ministero della Giustizia. È giusto che una società civile sappia avere rispetto anche per i detenuti. Il carcere agrigentino presenta molte criticità, non soltanto nelle strutture ma anche nel personale e nei servizi, al di là della buona volontà della polizia penitenziaria naturalmente. E poi ci spostiamo e non vi dico dove, perché sono sopralluoghi, come dire, non ufficiali. Io voglio rendermi conto personalmente con i miei occhi delle cose da fare. Presidente, c'è questo crollo che si distacchi dalla Scala dei Turchi, è notizia di oggi? Sì, i costoni devo dire che continuano a cedere, anche quello di Porto Empedocle, del quale ci occuperemo questa mattina anche col Genio Civile e con la Protezione Civile. Noi, come sapete, siamo intervenuti e naturalmente torneremo a farlo. La natura geologica della roccia pare che non ci aiuti da questo punto di vista. Dobbiamo capire quanto questo fenomeno di sgretolamento possa essere compatibile con l'uso e con l'occupazione di quell'area da parte dei bagnanti e da parte dei turisti. C'era l'emergenza reclami NOA che con le ultime piogge, maltempo, insomma la situazione è drammatica. È drammatica in tutta Italia la situazione, meno male che ce ne siamo accorti. Per 30, 40, 50 anni il territorio è rimasto un argomento tabù. Adesso abbiamo capito, ma noi lo avevamo capito al momento dell'insediamento, dicendo che la priorità assoluta era la tutela del territorio. Stiamo in questo senso spendendo centinaia di milioni di euro, serviranno 2 miliardi almeno per poter tentare di mettere in sicurezza il territorio dell'isola. Col dissesto idrogeologico si lavora quasi 2-3 gare al giorno, immaginate. E però non basta, dobbiamo recuperare decenni e decenni di abbandono e di trascuratezza. Stiamo lavorando sui fiumi, stiamo accertando la staticità delle opere d'arte nelle strade, quindi nei viadotti, nei ponti. Stiamo lavorando contro l'erosione delle coste, ma in 2 anni non si può fare quello che non si è fatto in 40 anni. L'importante è aver iniziato un percorso, ecco, e su questa strada continueremo imperterriti senza tregua. Presidente, lei è intervenuto sul commissariamento ANAS, ha visto lo scandalo che sta succedendo in queste ore con tutti questi arresti che vedo coinvolti anche purtroppo tanti impiegati e tanti funzionari e tante aziende anche. All'ANAS non è tutto da buttare, sia chiaro, l'ANAS ha delle professionalità e delle potenzialità straordinarie e di tutto rispetto. La verità è che l'azienda da qualche anno non è stata al centro dell'attenzione dei governi che si sono alternati e quindi qualche farabutto ne ha approfittato per gettare discredito verso una istituzione che da un secolo lavora al servizio della grande viabilità in Italia. Siamo lieti oggi di ospitare il Presidente Musumeci, sarà un'occasione per confrontarci sulle attività svolte durante l'anno corrente e sulle criticità da affrontare durante l'anno prossimo. Parleremo degli ipogei certamente e delle risorse che sono necessarie per
poter proseguire, passare alla seconda fase con i rilievi sotterranei delle cavità che attraversano il sottosuolo agrigentino, e poi quando avremo questo rilievo potremo sovrapporre il rilievo della rete ipogeica con tutto quello che c'è sopra, e potremo anche individuare i punti di criticità per la pubblica incolumità dove intervenire. È chiaro che il lavoro è finalizzato anche alla valorizzazione di alcuni ipogei, pensiamo a quello dell'Acquamara, a quello del Purgatorio, anche ai fini turistici, un turismo particolare di nicchia, ma noi pensiamo di riuscirci a farlo nel giro di poco tempo. Poi parleremo del dissesto idrogeologico. Noi abbiamo negli ultimi 6 mesi progettato ben 18 progetti di corsi per la pulizia degli alvei, di altrettanti corsi d'acqua. Gran parte di questi sono stati già appaltati e alcuni addirittura sono già in fase di esecuzione. Siamo soddisfatti dal fatto che alle prime piogge il reticolo idrografico quest'anno ha tenuto, vuol dire che i lavori che si sono fatti durante questo inverno, diciamo prima proprio delle piogge, sono stati ben fatti, e quindi abbiamo certamente non risolto i problemi idrogeologici dell'Agrigentino, perché per far questo ci vuole una manutenzione programmata stabile, però sicuramente abbiamo dato una buona risposta. Parleremo anche dei controlli sui ponti, ne stiamo facendo 150, ne controlleremo 150 con degli incarichi che diamo a liberi professionisti, quindi costituisce questa anche una buona opportunità di lavoro per i liberi professionisti. Noi siamo molto lieti per questo. Siamo lieti anche di aver dato il nostro contributo al direttore Lizio per far partire lo snellimento delle procedure, la piattaforma sismica, grazie alla quale oggi un professionista non deve venire per forza al Genio Civile per presentare un progetto, lo può fare dal suo studio di Sciacca piuttosto che di Licata o di Menfi, quindi risparmiando tempo e denaro. Sicuramente è una procedura molto più efficiente, perché poi c'è il fatto anche che siamo riusciti con un decreto del direttore generale a snellire anche la modalità di presentazione. Faccio un esempio: per le costruzioni di opere minori che non determinano rischi per la pubblica incolumità, come una tettoia, un gazebo, una recinzione, un cancello, non c'è più bisogno né di autorizzazione né neanche di deposito, basta una semplice comunicazione, quindi un notevole snellimento delle procedure. Tutto questo mentre applichiamo le nuove norme tecniche delle costruzioni, che sono norme che garantiscono meglio la resistenza delle costruzioni in caso di sisma.